Queste sere ho fevelin di Argentine, in particolare di Buenos Aires. Il presidente del Fogolar Furlan de capitale argentine, Edoardo Dino Baschera, e la sua femmine a son Vignus in Friul e Alent, Friul in Talmonto. Sintin proprio Baschera a spassizza per capitale dal Friul. Mi manchi il Friul, no? Allora non può manchi sì, di venire a Udin dal Friul. C'è il viaduto di interessante, come si chiatin fur di Casa Cavazzini, là che è la mostra e la forma dall'infinito, le viadute. O hai viaduto, ma anche il Chistiel, che è bellissimo. Le mostre sono bellissime. Ieri un Grundint, bellissime, e bellissime Udine. Qual sarà il pensiero che lo porterà fin a tornare in Argentina? Beh, come hai di tornare dal 14 di aprile, e dopo sto pensando di venire a Jessia sta. Di tornare e di venire a stare qui in Friuli? Sì. E ci dicono là a Buenos Aires i corregionali che sono la vie? Che stiamo per vie di Argentina che torna in Friuli? No, ben, duc voglia di tornare. Sì, perché sì, mio padre è venuto in Argentina dal 47, dopo le guerre. Lui non ha potuto tornare. Allora mi tocca a me. Io ho un figlio che sta qui e una figlia che ha anche voglia di venire. L'occasione però è stata anche buona per fare il pont sulle attività dal Fogolar Furlan Argentin tra che i più grandi del mondo. O chiacchierin proprio di che sfogolar che le un dai più grandi, no? Dal mondo. Sì, noi abbiamo un gruppo di attività perché i furlans che sono in Argentina, i discendenti, sono quasi 1 milione. Allora abbiamo la città di Buenos Aires, che è una città molto grande, con 14 milioni di persone, abbiamo un gruppo di furlans che si sentono ogni li sono leaders e allora vengono a chiatarnos. Noi abbiamo pensato per questo 95 in Noval una schiglia di attività che vanno da incontri online con in dal Friul, perché ci fa piacere sentire i furlans che sono buoni dal Friul, ma anche per un po' di sapere che sono questi leaders, no? Le tradizioni furlans, i pass furlans, via avanti. Ecco, e io chiacchiere también al Furlan perché io usato a chiacchierarlo anche a Buenos Aires. Sì, se tu fassi parte del Furlan di Buenos Aires, al convento impara il Furlan, perché la Interfebele no abbiamo 2 segretarias, Lina e Nelly, che loro, se tu clami, ti puoi rispondere per Furlan, per spagnolo o per italiano. Alle che o hai scugnuto imparare il Furlan, e alle perché che abbiamo pensato anche di fare dal 2020, quando ieri inizierà per pandemia, corsi di furlans online, che abbiamo chiamato di tutte le Argentine e anche di fuori dell'Argentina, che abbiamo viaggiato 70 allers, che hanno cominciato a imparare la lingua partendo dal spagnolo, perché sono un gruppo di corsi di furlan qui in Friul, anche online, ma a parte sempre dall'italiano. E quando tu sai di mare lingue spagnole, allora tu hai un altro differente. E allora è perché il cammino è cominciato. Sono importanti i rapporti tra l'Argentina e il Friuli. Bon, al saresti migliore se l'eterna crisi argentina economica non saresti c'è però no, come Fogolar, sempre since abbiamo pensato di essere un po' di riferimento anche perché gli imprenditori furlans che hanno voglia di portare i prodotti, perché i prodotti furlans sono che di gastronomia sono ben apprezzati in Argentina, ognuno che al torne se al pues, no? Con un frittuto, con un tocco di montasio, e al sares viel di ve
dal Fogolar Furlan di Buenos Aires un po' di vendita di questo prodotto furlans. Però ho quindi aspettato che l'economia va più in davanti, perché come è un po' difficile. Però che il collegamento con l'educato dei vini friulani, perché Buenos Aires è un ducato di vini friulani, vino nobile, nos ha fatto anche essi più idonei dai vini friulani, che io penso che sarebbe massa interessante lì in Argentina. E anche il mangiare è apprezzato, non come dai furlans che stanno a vivere in Argentina. Sì, no, le società furlane fanno il tiramisù, che è il più buono di tutta la comunità italiana di Buenos Aires, e lo dico io perché lo faccio io. e avendo un gruppo di di altre regioni italiane, sacchiatanus, perché le associazioni italiane che sono lì in città, fanno i pass italiani, no? E no, o fanno la polente, il frico, che non conoscono, e allora è anche un'opportunità di far conoscere, non come la in dal borgo, che si chiama Villa Devoto, non come il quartiere, il borgo, ma anche gli altri italiani che sono in città, e plan plankin, o si fanno conoscere il frico e vengono a chiatarnos perché anche loro. Ora ringrazio Noemi Baschera alle prossime visite che è in Italia. Sì, se potesse venire ogni anno, però buon, speriamo bene. E per queste sere alle Duzzi, torniamo a Viodi domani, mandi, buone serate.